Di presentazione degli equipaggi, lo ricordo, 54 sono gli iscritti, 49 i verificati. Questo non può che farci piacere. Allora, eccoli qui dalla pedana del primo rally del Barocco Salentino, eccoli qui. Beati gli ultimi che saranno i primi, e speriamo ancora una volta così. E salutiamo questo equipaggio, lo ricordo, Lorenzo Filoni, Luca Leone della Salento. E allora equipaggio, quello composto da Cosimo Papaleo e Davide, eccoli che salgono sulla nostra pedana. È Casalano Racing. Come notate, nella provincia di Lecce ci sono diverse scuderie automobilistiche, come dicevo è un movimento di non poco conto. Sì, scusateci, ma c'è un piccolo problema di microfono, l'avete capito? Vediamo se riusciamo a ripristinare. Eccola, sempre prestante Peugeot 106. Allora, no, non si tratta di Castiolo, ma si tratta di Maurizio De Salvia e Michele De Cristofaro, equipaggio numero 40. Sento un tipo particolare, questo equipaggio è un equipaggio un po' particolare, vi spiego la metodo. Allora, facciamoci un po' più avanti, il suo è quello di destra, e invece a destra c'è Santino Siciliano che normalmente sta a sinistra, ma la loro auto non è la loro auto, ma è quella di Rocco Leone, che quest'oggi non c'è perché è fuori per lavoro. E correggimi se ho ricostruito bene la questione. Perfettamente, così. Allora, la prima volta da pilota mi sa, in senso, vero? Vedi, sì, ho fatto anche slalom, la prima volta, è giusto. E allora io intervisto te, il signore lì accanto non lo voglio intervistare, no scherzo, sono tutti e due carissimi amici, per cui Santino ha fatto vedere delle cose egregie finché è stato in gara al Rally dei 5 Comuni, poi purtroppo un ritiro l'ha privato di un risultato certo, vero Santino? Sì, eravamo quarti assoluti e purtroppo all'ultima prova la punizione della testata è stata scappata. Però... E ha anche ragione, povera macchina, perché la sua pedastra ne ha visti di reni. Peraltro sono tra i pochi a preparare le loro auto ancora in casa, dunque è sicuramente una mosca bianca con il papà che lo segue sempre. Allora salutiamo anche questo equipaggio, la loro chiamo Vincenzo Forte Santino Siciliano, e intanto proseguiamo con il numero 49. Il pensiero è per il risultato. Stasera qui col microfono sicuramente ci incasiniamo un po', va bene. Possono salire. Mi fa piacere vedere che hanno un consiglio. Si tratta di Luca Sardinella e Giorgio Casarano, loro vengono da... Eccoli qui, arriva spedito. Eccolo qui, Samuele. Allora, occhi che salgono. Casarano, Remy Team, la loro scuderia, facciamoci un po' più avanti. La Casarano Remy Team, sicuramente uno degli animatori del rallismo nostrano. Allora Pierpaolo, solo una battuta perché mi hanno detto che la Casarano Remy Team, piacere, io vorrei un applauso per qui che dico Salento Motorsport di 106. Sono pronti, coppia della squadra corse e polizia di Stato, eccoli qui. Loro vengono da Urbano. Abbiamo il Citroën Saxo.
più avanti, composto da Salvatore Casarano e Giovanni Rapino della Salento Motorsport, che invito a spostarsi un po' più avanti. Eccoli qui, allora Casarano Racing, eccoli qui. Allora, ripartire. E allora andiamo a Elia Giannuzzi, Salvatore Natale, Casarano Rally Team, Renault Clio Williams, eccoli qui. Casarano Racing, Renault Clio Williams. Allora, vediamo un po'. Mario Vincenti mi ha requardito dal dire abbiamo deciso di premiarlo nel corso della presentazione che abbiamo tenuto qui. Ci avviciniamo verso i numeri bassi, verso il numero 1. Allora, chiediamo il numero 27 Vincenzo Coluccia, facciamoli andare un po' più. Allora, l'equipaggio composto da Forte Musio, Casarano Rally Team. Allora, da giù si preparano a scendere dalla pedana Emiliano e Alessandro Martina, accogliamoli con un applauso. Benissimo così. Allora, non ti preoccupare, sono sulla pedana ma ti vedo, non mi scappi. Vabbè, salutiamo anche i fratelli Martina. Andiamo a presentare Salvatore Ascalone e Antonio Liponzo, Casarano RS. Io voglio fare una segnalazione particolare. Chiamiamo Marco Quarta, Andrea Centonze, Casarano Rally Team. Andiamo un po' più avanti, eccolo qui. Anche in questo caso voi dovete sapere che non lo vedo. Francesco, se ci sei batti un colpo. Io dove sta? Eccolo, vieni Francesco. Ci ha aiutato tantissimo per poter mettere su questa manifestazione. Allora, chiamiamo anche Giorgio Ascalone, Cristian Quarta, se Giorgio lo facciamo andare un po' più avanti. Il presidente della Casarano Racing, ricordo le altre scuderie sono la Piloti Salentini, che è la più, diciamo quella che esiste da più anni, poi c'è la Casarano Racing e la Salento Motorsport, queste sono le scuderie salentine. Il prossimo equipaggio composto da Graziano Todisco e Antonio Anastasia. Allora, Graziano è sempre un pilota, c'è un disturbatore sulla nostra destra con la maglietta rossa, poi ve lo presento. E allora, salutiamo anche Albino Pepe e Pierpaolo. Prontamente è arrivato anche Giovanni Cillo, il presidente della Piloti Salentini. E intanto si è preparato anche, sei già qui, Emanuele Pasquale Martina, Casarano Rally Team, Honda Civic Taper. Eccoli qui che si preparano a salire. Anche per loro facciamoli andare per i complimenti che ci hai fatto. Ti ricambiamo un sincero in bocca al lupo per la tua gara. Salutiamo anche Fracasso e Martina, Casarano Rally Team. Allora, in questo caso vi chiedo la cortesia di fare un applauso un po' più caloroso, perché tra tutti i piloti del nostro Salento Franco Maciur è quello che più anni di attività. Allora Franco, tu lo sai, per me la domanda è sempre la sola. Eccoli qui. Fernando, la vogliamo fare questa sgasata? Massimo De Rosa e Massimo Natale della Rubicon fratello, ecco, lui ci ha accontentati invece. La sgasata la 6, eccoli qui che hanno inserito la marcia. Massimo, devi scendere, a scendere, dai. Eccoli qui, prego. Allora, Piero Todaro, Samuele Zenza, Messere Corse, Ford Puma Super 1600. Avete sentito lo scoppiettio adesso, il rumore dei motori, comincia a farsi più corposo.
Eccoli qui, qualche problemino. Andrian, scuderia Palladio, Renault Clio Super 1006. Facciamo un applauso particolare perché l'equipaggio di cui vi parlavo, che viene dalla Lombardia, è proprio questo qui. Eccoli che arrivano un esemplare di Renault Clio Super 1006. Allora, Davide Stefanelli, Davide Michele, eccolo qui che arriva Davide. Salvatore in linea Casarano Rally Team, antebutto sulla Renault Clio Super 1006. Eccoli qui che salgono. Allora, facciamo andare avanti un po', eccolo qui. Martini Racing, un'auto che ha scritto la storia dei rally. Vai avanti Claudio, facciamola vedere quest'auto. Pensate, più volte campione del mondo, finché a Coni Racing. Eccolo qui Claudio e Fabrizio D'Amico che ci lasciano, Rubicone Forze la loro scuderia. Eccoli, ci hanno accontentati, salutiamoli. E pensate, da Martini a Martini. Eccoli qui, un'altra Martini, questa volta si tratta di Marco De Marco, Casarano Rally Team, Ford Escort Cosworth. Lo facciamo andare un po' più avanti, vedo la targa mitica, caro Marco. Ho visto la targa, Franco Unico, Rally del Sorrento e Potera. Allora, signore e signori, andiamo sulle due auto che tutti aspettavano. Allora, Leo Albano, Silvio Micheletti, Casarano Rally Team, Abarth, grande punto, Super 2000, eccoli che salgono sulla pedana. Splendido esemplare di Abarth, grande punto, Super 2000, auto sicuramente molto molto bella. Spettacolare. Una splendida 206 VLC, un applauso particolare per De Santis e Casciano Casarano Rally Team. Eccoli qui, finalmente ce l'hai fatta.